il Signore in questo momento. Innalziamo una canzone, una lode all'agnello. Cantiamo una canzone all'agnello. Cantiamo una canzone all'agnello. Cantiamo
non c'è nessuno come te, regna sulla terra e il cielo per sempre santo. Non c'è un altro come te, regna sulla terra e il cielo per sempre. Spirito Santo, che oggi tu possa venire e fissare il nostro sguardo su di te, Gesù. Fissa il nostro sguardo sull'autore e consumatore della nostra fede. Distogli il nostro sguardo da tutto ciò che ci distrae, tutto ciò che ci allontana da te, Gesù. Fissa il nostro sguardo in te. Noi camminiamo non per ciò che vediamo, ma sì per ciò che noi crediamo, Gesù. So che mi chiami, so che mi chiami per camminare nella certezza di ciò che non vedo, in realtà invisibile, che mi fa andare oltre ciò che è tangibile. E noi dichiariamo non per ciò che vedo, ma fisso lo sguardo e consumatore della mia fede. So che mi chiami, so che mi chiami per camminare nella certezza di ciò che non vedo, ciò che è tangibile. Non per ciò che vedo, ma per ciò che credo io. Fisso lo sguardo sull'autore e consumatore della mia fede. Non per ciò che vedo, per ciò che credo io. Fisso lo sguardo sull'autore e consumatore. Fissa l'eternità, Gesù. Fissa l'eternità in me, Gesù. Tutto è momentaneo qui, la ricompensa sei. Dichiara. Fissa l'eternità in me, Gesù. Tutto è la mia ricompensa. Fissa l'eternità in me, Gesù. Tutto è momentaneo qui, la ricompensa sei tu. La mia ricompensa
volte noi fissiamo lo sguardo sulle cose che ci stanno davanti, sulle cose che noi stiamo vedendo ora. Magari tu fissi lo sguardo sulla tempesta che c'è davanti a te, sulle mura che si alzano davanti a te, nel gigante che hai davanti a te. Ma quando noi fissiamo lo sguardo nel posto giusto, quando noi fissiamo lo sguardo su colui che crea la fede in noi, allora non c'è niente che ci possa separare, niente che ci possa allontanare da Dio. Io ti invito questa sera a distogliere lo sguardo da tutto ciò che è presente. Tutto questo è momentaneo. I cieli e terra passeranno, ma la tua parola non passerà. I dolori e le afflizioni del secolo presente passeranno, ma la nostra fede non passerà. Fissa lo sguardo, fissa la fede nel posto giusto. Fissiamo lo sguardo su Gesù, l'autore e consumatore della nostra fede, giorno dopo giorno. Fissa l'eternità in me, Gesù, tutto è la ricompensa sei tu. Fissa l'eternità in me, Gesù, perché la mia ricompensa sei tu. La mia ricompensa sei tu. Alza la tua voce. Fissa l'eternità in me, Gesù. La ricompensa sei tu. Fissa l'eternità in me, Gesù. Tutto è momentaneo qui. La mia ricompensa sei tu. Non per ciò che vedo, ma per ciò che credo. Sguardo sull'autore, non per ciò che vedo, non per ciò che vedo, ma fisso lo sguardo sull'autore e consumatore della mia fede. Fisso lo sguardo sull'autore, fisso lo sguardo sull'autore, fisso lo sguardo sull'autore e consumatore della mia fede. Alleluia. Santo, 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 santo. Alleluia. Gesù è quello che è morto e che vive e regna dentro i nostri cuori. È l'agnello vivo del nostro Dio, un Dio grande, un Dio di amore che ha dato la sua vita per tutti noi. E Lui è qui presente dentro i nostri cuori. La sua presenza brucia dentro i nostri cuori. Che è questo amore che ha
questo amore che allontana il mio timore, e che è questo amore che mi ha scelto dall'inizio, che è questo amore che brucia dentro me. Suo nome è Gesù, suo nome è Gesù. Che ha cambiato la mia vita, e che è questo amore che allontana il mio timore, di che è questo amore che mi ha scelto dall'inizio, di che è questo amore che brucia dentro me. Suo nome è Gesù, suo nome è Gesù. Morì come un agnello, come un leone si alzò, ma morti non ha vinto, perché lui vivo è. Morì come
quello che ha dato la vita per tutti noi, quello che ha risuscitato i morti. Quello che ci ha portato la salvezza. Il suo nome è Gesù Cristo. Il suo nome sarà sempre ricordato per sempre, per sempre, per sempre. Lui è santo, 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 santo. Suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù. Alleluia. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Alleluia. Santo, Alleluia, un piacere servirti, Signore, alleluia. oggi siamo qua riuniti per celebrare tutto questo, per celebrare il giorno in cui il nostro Dio si è fatto carne, è sceso sulla terra in mezzo a noi, ha camminato come noi, è stato tentato come noi, ha sofferto più di ognuno di noi e ha sofferto per le nostre colpe, per le nostre iniquità, fino alla morte sulla croce. E oggi noi siamo qua per ricordare tutto questo, tutto ciò che Gesù ha fatto per noi. Per questo, in questo momento voglio leggere insieme a voi da Prima Corinzi capitolo 11, dal versetto 23 in avanti, il passo che siamo soliti leggere nelle nostre sere di Santa Cena.
Dice così: poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me, perché ogni volta che voi mangiate questo pane e ogni volta che bevete da questo calice, voi state annunciando la morte del Signore fino al suo ritorno. Amen. Come sapete, noi come Chiesa siamo soliti distribuire la Santa Cena a quei fratelli e quelle sorelle che sono già stati battezzati nelle acque e che sono in comunione con la Chiesa. Quindi tu che questa sera puoi ricevere questa Santa Cena, non disperdere questo momento, che questo possa essere il momento più prezioso di questa stessa giornata, di questa settimana, di questo mese. Noi crediamo che questi sì siano soltanto pane e succo, ma crediamo che una volta entrati dentro di noi possano avere un effetto benefico per le nostre vite, non solo per la nostra vita fisica, ma ancora di più per la nostra vita spirituale. Per questo non disperdere questo momento. Noi crediamo che il nostro Signore Gesù ci abbia lasciato questa Santa Cena affinché possiamo ricordare del gesto che Lui ha fatto sulla croce, quel gesto di amore che soltanto Lui poteva fare. Per questo non disperdere questo momento. Fai di questo momento il momento più prezioso. Prendi del corpo, prendi del sangue e poi prenditi un momento con Gesù e riconciliati con Lui. Il sangue di Gesù ha un effetto di purificazione nelle nostre vite, ha un effetto di redenzione. Noi siamo stati comprati per mezzo di questo sangue e oltre a tutto ha un effetto di alleanza tra noi e Gesù. Così quando noi prendiamo questo pane e quando noi soprattutto beviamo da questo calice, noi stiamo ancora una volta sigillando la nostra alleanza con Dio. Per questo prendi la Santa Cena e poi prenditi un momento insieme a Lui per metterti a confronto con Gesù e ristabilire una vera alleanza nella tua vita. Amen. Signore Gesù, in questo momento distribuiremo, Signore, questo pane e questo succo che per noi rappresentano, Signore, il tuo corpo e il tuo sangue. Così come tu ci hai chiesto, noi vogliamo fare questo in memoria di te, in memoria di ciò che tu hai fatto per noi e in memoria di ciò che questo significa per la nostra vita terrena, ma soprattutto per la nostra vita futura. Benedici, Signore, consacra questi alimenti affinché una volta entrati dentro di noi potranno veramente assumere una forma spirituale, avendo effetto nelle nostre vite. Benedici questa Chiesa, benedici questa Santa Cena e continua a benedire questo culto a te. Per questo io ti prego nel nome di Gesù. Amen.
come un agnello, morì come un agnello, come un leone si alzò. Per sempre io canterò che tu sei il nostro Re. Morì come un agnello, come un leone si alzò. La morte non ha vinto, perché morì come un agnello, come un leone si alzò. Per sempre io canterò che tu sei il nostro Re. Per sempre io canterò che tu sei il nostro Re. Per sempre io canterò che tu sei il nostro Re. il suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù. Amen. Allora, come il nostro Signore Gesù ci ha insegnato, insieme come uni in Cristo prendiamo di questo pane che per noi rappresenta il corpo che Gesù ha strappato per noi. E dopo il corpo, sempre tutti insieme prendiamo da questo calice, il calice della nuova alleanza che noi abbiamo in Gesù. Prendiamo questo in memoria di Lui. Suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù.
tu sei il nostro Re. Sempre io canterò che tu sei il nostro Re. Morì come un agnello, come un leone si alzò. La morte non ha vinto perché lui morì come un agnello, come un leone si alzò. Per sempre io canterò che tu sei il nostro Re. Sempre io canterò che tu sei il nostro Re. Per sempre io canterò che tu sei il nostro Re. Amen. Per sempre noi canteremo che Lui è il nostro Re. Per sempre noi lo dichiareremo, per sempre noi lo adoreremo in questo modo dicendo: tu sei il Re sulle nostre vite, tu sei Signore dei nostri giorni. È questo quello che vogliamo fare anche questa sera. Io puoi stare pure seduto, ma ti invito a fare un grande applauso al nostro Signore Gesù, colui che ha donato la sua vita per riscattare quella di ognuno di noi. Lui merita ogni onore, ogni lode, ogni adorazione, merita questo applauso, ma merita soprattutto il nostro cuore. Amen. Possiamo accendere le luci, vogliamo prima di passare al momento della parola fare qualche avviso per questi giorni. In realtà sono molto pochi, ma cominciamo con gli avvisi. Questo mercoledì ci sono i nostri in casa nelle 5 zone di Verona, quindi già sapete questo appuntamento, già lo conoscete. Tu che hai già partecipato, non mancare al tuo appuntamento nel tuo in casa. Tu che ancora non hai mai partecipato in casa, guarda la zona più vicina a casa tua, guarda chi sono i leader di questa zona e già prendi un appuntamento con loro per essere lì mercoledì sera alle 8 per questo tempo insieme di comunione, di condivisione, ma soprattutto un tempo alla presenza del nostro Signore Gesù. Prossimo avviso: sono aperte le iscrizioni al corso Seguitemi, ormai l'abbiamo già detto 2 o 3 volte, tra pochissimi giorni comincerà il prossimo corso Seguitemi. Tu che ancora non hai fatto l'iscrizione, che vuoi lavorare in qualche ministero della Chiesa, sai che per farlo devi essere iscritto a questo corso, devi fare queste settimane di lezioni in cui spieghiamo un po' la visione della Chiesa, le dottrine, il modo in cui vogliamo lavorare nei vari dipartimenti. Quindi se ancora non l'hai fatto e vuoi farlo, sono aperte le iscrizioni, si accede attraverso il link che c'è sul gruppo della Chiesa Siamo in Cristo, sul gruppo WhatsApp. Ok, in teoria sono finiti gli avvisi. Buona festa della donna. Ci alziamo in piedi in questo momento, facciamo una preghiera per le donne, poi faremo il momento delle decime, delle offerte. Ci alziamo in piedi per celebrare la vita delle nostre meravigliose donne. Sappiamo che la festa della donna non è una festa biblica, no? Dio non ha mai detto festeggia il giorno della donna, no? La giornata internazionale della donna, come si chiama più correttamente. Non è una festa biblica, ma non è sbagliato omaggiare le nostre donne, fare celebrare le nostre donne per tutto ciò che rappresentano, per tutto ciò che sono, soprattutto magari chi ha una moglie, chi ha una figlia, ancora sente di più questa festa, ma in generale tutte queste bellissime persone che Dio ha messo in mezzo a noi sono da celebrare, da omaggiare, da festeggiare. Noi separiamo questa giornata per fare questo. Quindi in questo momento, se tu sei vicino a una donna e hai intimità con lei, fai una preghiera per lei, altrimenti prega in generale
per tutte le donne, facciamo questa preghiera, chiediamo a Dio che possa consacrare a sé ognuna di loro e possa dargli successo in ogni cosa. Signore Gesù, in questo momento ti ringraziamo, Signore, per ogni donna presente in questo luogo, per ogni donna che fa parte di questa Chiesa e più in generale per ogni donna del tuo regno, Signore. Ti chiediamo, Signore, ogni giorno di dargli pazienza con noi uomini, ti chiediamo di dargli saggezza, Signore. Ti chiediamo ogni giorno di renderle sempre più pure davanti a te, ai tuoi occhi, Signore, di renderle sempre più capaci e più forti, Signore. Sì, capacitali, Dio, in ogni opera e in ogni progetto che gli darai da fare. Sappiamo quanto loro sono rilevanti per il tuo regno, sappiamo quanto le tieni in considerazione. Per questo in questo momento ti preghiamo per ognuno di loro. Benedici le nostre donne nel nome di Gesù. Amen. Facciamo un bel applauso alle donne della nostra Chiesa. Poi alla fine del culto c'è quella bella decorazione, se volete fare delle foto ci sarà anche probabilmente una fettina di torta da condividere, ma in questo momento vogliamo pregare per le decime, per l'offerta. E tu che hai portato la tua offerta oggi alla casa del Signore, sappiamo tu che sei visitante questa sera, questo momento non è per te, non preoccuparti. Se vuoi, separa questo tempo per scannerizzare il QR code che ti è stato dato all'entrata, ma tu che invece credi che Dio in questa casa possa ancora fare miracoli, guarigioni, possa ancora agire, che la sua presenza ancora riempie questo luogo e soprattutto che in questo luogo possa salvare vite per il mantenimento di quest'opera, di questa casa. Sei benvenuto in questo momento a portare la tua offerta, la tua decima, la tua primizia. Si può portare qua, c'è la nostra sorella missionaria Katia là dietro con il POS, e abbiamo anche i nostri carnet di missioni e le buste di missioni. Tra l'altro, fratelli, questa sera è una sera, ogni secondo sabato del mese è un giorno che separiamo per le missioni, quindi questa sera ci sarà una cucina veramente buona di cui i brasiliani sono molto golosi, che sono i pastéis, e tutte le entrate della cucina sono tutte quante devolute per i nostri progetti missionari, non restano nelle casse della Chiesa, ma saranno affidate alla nostra missionaria Sandra, leader di missioni, per tutti i progetti missionari che abbiamo. E in questo momento ti invito anche quindi a prendere il carnet di missioni, se non l'hai ancora fatto, per dare questo aiuto all'opera missionaria, la busta di missioni se vuoi dare un'offerta in questo senso. Sappiamo che fare missioni è la chiamata di ognuno di noi. Gesù ci ha detto come ultima cosa: andate per il mondo a fare discepoli. Sappiamo anche che non tutti però hanno lo stesso mezzo per fare questo. Ci sono persone come la nostra missionaria Sonia, che è stata inviata in missione e gira il mondo a portare la parola di Dio, e noi facciamo quello che possiamo per sostenere quest'opera. Ci sono altri che invece riescono a fare questo attraverso appunto l'aiuto finanziario per chi porta questo Vangelo fino dall'altra parte del mondo, no? Quindi se tu hai in cuore questo, hai in cuore di sostenere quest'opera missionaria, in questo momento sei benvenuto anche a fare la tua offerta per missioni. Preghiamo insieme. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, per tutto ciò che tu ci dai. Ti ringraziamo, Signore, perché ci svegliamo ogni giorno. Ti ringraziamo, Signore, per il nostro lavoro, per la nostra casa, per la nostra famiglia. Ti ringraziamo perché, Signore, tu in ogni cosa sei con noi. E in questo momento vogliamo restituire a te un po' di quella fedeltà che tu non fai mancare nei nostri confronti. Benedici, Signore, queste decime, queste offerte, le primizie che oggi portiamo a te, e che, Signore, possano essere portate con gioia, perché sappiamo che tu ami un donatore gioioso. In questo momento, Signore, benedici quindi queste offerte, e attraverso di loro benedici la tua Chiesa nel nome di Gesù. Amen. Da dove viene il mio soccorso?
Buonasera a tutti. Può sedervi? Santo Dio mi aiuta. Per me è un po' difficile essere qui perché è la prima volta che predico in italiano. E questa è una sfida che il pastore mi ha fatto e questo mi ha portato tanta paura. Ma io credo che Dio è il mio soccorso. E Lui è qui. E chiedo per non guardare a me, il mio italiano così, ma chiedo per guardare la parola, il messaggio che Dio ha portato per te oggi. Amen? Amen. Per chi non mi conosce, mi chiamo Daisy. Sono in Italia da 1 anno e 7 mesi. Sono dal Brasile. Sono sposata con Luciano, questo uomo bellissimo. Sono la mamma di Anthony e Isadora. E oggi voglio condividere con voi una parola che Dio ha parlato con me da tanto tempo fa. Però Lui continua a parlare con me su questo argomento. Ogni giorno Dio parla con me su questo, perché non posso dimenticare di questo argomento, non posso dimenticare di questa parola. Devo ricordare tutti i giorni. E voglio invitare a tutti voi a ascoltare e a riflettere su questo argomento, su questa parola. Amen? Il tema che ho scelto è perché io? E chiedo per aprire la sua Bibbia in Vangelo secondo Luca 17, 11 a 19. Io non ho una Bibbia in italiano, ma ho scritto tutto qua. Amen. Dice così. Nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea. E mentre entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali si fermarono a distanza e alzarono la voce dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Vedutili, egli disse loro: andate e mostrarvi ai sacerdoti. E mentre andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendo che era guarito, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce. E si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Or questi era un samaritano. Gesù, rispondendo, disse: i 10 non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dare gloria a Dio, tranne questo straniero? E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Amen? Questo testo ci racconta la famosissima storia dei 10 lebbrosi che hanno chiesto a Gesù di essere guariti dalla loro malattia. Tutti
obbedirono a ciò che Gesù aveva detto. Gesù ha detto: va, faccia questo. In mezzo alla strada, tutti i 10 furono guariti, ma solo uno di loro tornò dove si trovava Gesù per ringraziarlo per il miracolo ricevuto. Solo uno di loro riconobbe e fu grato per ciò che Gesù aveva fatto. Una volta ho sentito una storia di un giovane che era recentemente convertito. In una conversazione con il pastore della sua chiesa, lui fa una domanda: perché io? Perché io, pastore? Tra tante persone intelligenti, importanti al mondo, perché Dio ha scelto a me? E tu? Sai perché Dio ti ha scelto? Io non so perché Dio mi ha scelto. E penso che la domanda che posso fare è anche: sai di essere stato scelto? Sai che Dio ti ha scelto per conoscere a Lui? Per vivere insieme a Lui? E per essere una casa per il tuo Santo Spirito? Ci sono alcuni versetti nella Bibbia che ci parlano del fatto che siamo stati scelti da Dio, e ne leggerò uno qui per voi. Giovani 15:16. Dice così: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia. Questo testo chiarisce che siamo stati scelti da Dio. Oggi abbiamo cantato questo, che nell'inizio Dio ha scelto ognuno di noi. Abbiamo ascoltato la sua parola e abbiamo creduto nel sacrificio di Gesù perché ci ha scelto per credere in Lui. E qui arriva di nuovo questa domanda: perché io? È perché siamo persone meravigliose? Perché siamo pieni di virtù e talenti? Perché il nostro cuore è pieno di amore? Ed è per questo che Dio ci ha scelto come suoi figli? Non è per questo motivo. Invece, è proprio perché siamo così peccatori, pieni di mali, incapaci, che Lui ci sceglie. Salmi 139:16, che è il mio salmo preferito, dice così: i tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo, e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. Ha mai riflettuto su questo? Come si sente il tuo cuore quando ti fermi e pensi che Dio ti ha scelto prima che tu nascessi? Affinché potessi ascoltare la verità attraverso la sua parola. Affinché oggi tu fossi qui, ascoltando a me,
e potessi ringraziare per questo. Anche se sai di non meritarlo, non sei degno, ma la sua grazia ti è arrivata e oggi conosci non solo per avere sentito parlare di Lui, ma per aver vissuto e fatto esperienze con Lui, proprio come dice Giobbe 42,5. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Dio non ci sceglie per le nostre qualità, ma ci sceglie per la sua grazia e perché per ognuno di noi c'è un progetto. Siamo tutti un progetto da Dio. Dio non ci sceglie perché siamo buoni. Non siamo. Ci sceglie perché Lui è buono. Dio è buono, io no. Mentre siamo qui, facciamo parte del suo piano per la nostra famiglia, per il nostro lavoro, per la nostra chiesa, per i nostri amici. Non siamo degni della grazia di essere scelti, ma siamo figli amati da Lui, perché abbiamo ascoltato la sua parola e crediamo in ciò che ha fatto. Crediamo nella morte e resurrezione di Gesù e crediamo nella sua sovranità e nella sua volontà per noi. Non sempre comprendiamo la sua volontà. Essere cristiani non è facile. Nem sempre comprendiamo il suo permesso nella nostra vita. È difficile credere in Gesù. Non è facile. Se qualcuno ti dice è facile, è una bugia, perché non è. È difficile. Perché se vogliamo essere come Gesù, dobbiamo lavorare tanto, perché è difficile. Ma confidiamo comunque nella sua saggezza eterna. Dio sa quello che fa. Io non so. Bisogno di Lui per sapere vivere la mia vita, per sapere cosa devo fare, cosa devo pregare. Quel lebbroso è stato scelto per essere guarito, proprio come gli altri 9. Ma quell'uomo che tornò ha preso la decisione di essere grato. Ha preso la decisione di riconoscere che Gesù era colui che lo aveva guarito. Quante volte siamo così scossi, insoddisfatti della situazione della nostra vita, che dimentichiamo ciò che è più importante. Dio ci ha scelto. Ha deciso di amarci e di renderci suoi figli. Ha deciso di usare le nostre vite come suoi strumenti per far conoscere il suo amore a coloro che sono stati scelti anche da Lui, ma che ancora non lo conoscono come noi. C'è tante altre persone che sono scelte da Dio, ma ancora non conoscono Dio come noi, non conoscono Gesù come noi. E la parola bisogna arrivare a loro.
Quante volte ci sentiamo frustrati, tristi dalla nostra avversità e dai nostri problemi? E dimentichiamo di contare le meraviglie che ha fatto. E la benedizione di svegliarci ogni giorno con una possibilità di cercare una soluzione a quello che sta succedendo nelle nostre vite. E svegliarci ogni giorno è una grazia da Dio su di noi. Non possiamo dimenticare di questo. E tutti i giorni dimentichiamo. Mentre investiamo il nostro tempo nel lamentarci e mormorare, potremmo investire il nostro tempo nell'adorare e glorificare il nome di Gesù per la libertà che ci ha donato attraverso il suo sacrificio. Siamo liberi. Dio ha fatto questo. Potremmo investire più tempo nell'essere grati per la tua grazia riversata su di noi tutti i giorni. Dio non è buono solo quando tutto va bene. Dio è buono e mostra il suo amore anche nella lotta e nel dolore, nella difficoltà e nella tristezza, nel lutto e nella sofferenza. Lui è sempre buono. Abbiamo motivi per essere tristi, preoccupati, ansiosi? Sì. Lo abbiamo tutti. Potrebbe essere che abbiamo motivi per chiedere a Dio: Dio, perché io? Perché questa cosa sta succedendo con me? Perché sto vivendo questo? Ma ti invito a chiedere a Dio: perché io? Ma di un altro modo. Così. Dio, perché sono tanto amato da te? Perché sono tanto benedetto? Perché ho tanta salute? Perché ho un lavoro che aiuta a mantenere la mia casa? Perché i miei affari vanno bene? Perché il Signore mi ha dato dei figli così belli, pieni di vita? Perché il Signore mi ha dato questa moglie meravigliosa? Perché il Signore mi ha dato questo marito laborioso? Perché il Signore mi ha permesso di comprare la mia casa? Perché nella mia tavola non manca mai nulla? Perché non ho freddo? Perché il Signore mi permette di svegliarmi ogni giorno? Perché oggi il Signore mi permette di sentire questa parola? Perché il Signore viene incontro ai miei bisogni anche se sono così ingrato? Perché il Signore mi ama tanto anche se provo rabbia e odio? Perché il Signore mi insegna con tanta pazienza anche quando non riesco a controllare i miei impulsi e finisco per parlare male degli altri. E anche quando non ho autocontrollo, quando invece di dimostrare umiltà, preferisco essere orgoglioso e arrogante. Dio fa tutto questo perché vuole.
non abbiamo nulla da offrire a Dio, ma Lui ci ha comunque scelto. Quindi, non interrogare Dio su quello che stai attraversando, ma chiede a Dio: Dio, come posso superare questa situazione? Cosa faccio con questo che sta succedendo? Io conosco una delle risposte. Essere grato e riconoscere che solo Lui può permetterti di vivere ciò che stai vivendo. Dio sa quello che stai vivendo. Dio non è cieco. Lui vede tutto. Il suo dolore, quando piange, sua sofferenza, sua tristezza. Dio vede tutto. Però l'affare di Dio è con te, è con me, con ognuno di noi. Sei tu che Dio vuoi cambiare. Sei tu che Dio vuole trasformare. Sei tu che Dio vuole usare. Non è perché sei importante o necessario, perché Dio non ha bisogno di noi, ma è perché vuole cambiare la situazione nella tua vita e la situazione intorno a te, trasformando e cambiando a te per primo. Tu non cambia niente e nessuno. Dio cambia tutto attraverso della sua misericordia e grazia, e solo Lui può insegnarti ad avere un cuore grato. Molti versetti della Bibbia parlano di gratitudine a Dio, di come dovremo essere grati a Dio in ogni circostanza. Prima lettera ai Tessalonicesi 5,18. In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Salmi 103,2. Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Salmi 136,1. Celebrate il Signore, perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Che possiamo essere grati e lamentarci meno. Impariamo a ringraziare Dio non per la lotta che stiamo attraversando, ma per averlo con noi a combattere a nostro fianco. Le nostre battaglie si vincono solo se Lui è con noi. E una delle armi da usare nelle battaglie è la gratitudine verso chi può fare tutto. Gratitudine è una porta enorme per cambiare qualcosa nella nostra vita. Una persona ingrata è triste e è difficile di convivere. Una persona ingrata non riesce a vedere quello che Dio fa tutti i giorni. E quando arriva la difficoltà, arriva il dolore, arriva la lotta, possiamo contemplare la sua bontà per permetterci di vivere questa battaglia e non avere più alcun dubbio che è Lui che combatte per noi. Se abbiamo Dio, non bisogniamo di più niente. Sembra semplice questa cosa, però dobbiamo praticare questo tutti i giorni, perché dimentichiamo tutti i giorni. Nella seconda lettera ai Corinzi 4,
16-18 dice così: perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, abbiamo cantato questo, ma a quello che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quello che non si vedono sono eterni. È vivere per fede. Essere grato anche è vivere per fede. Quando siamo grati, impariamo a confidare in Dio e anche a non desistere. La gratitudine rafforza la nostra fede, la nostra fiducia nel Dio che tutto può e vede. Un cuore grato, c'è fiducia in Dio. Di nuovo, non è facile, è difficile. È così difficile. Ma è possibile. Oggi voglio invitarvi a chiedere al Signore: perché io? Perché tu hai scelto me? Ma lascia che Dio ti riveli perché ti ha scelto. La risposta può venire di tanti posti, ma questa risposta si trova principalmente nella sua parola. Forse non lo capisci ancora, ma c'è un scopo di Dio nella tua vita. Ma non puoi mai dimenticare ciò che è più importante. Ciò che è più importante è: sei stato scelto per far conoscere il suo nome in tutta la terra. Se tu non sai qual è il tuo proposito, questo è uno di loro: fare il nome di Dio conosciuto in tutta la terra. Io non so perché sono qua adesso. Io non so perché il pastore mi ha invitato per parlare oggi. In questa settimana ha fatto questa domanda per Dio: perché io non so parlare italiano? E il pastore dice: ah, può essere italiano? No, Signore, mi aiuta. In questo momento non sono io, perché io non sono capace. Ma Dio è capace di usare qualsiasi persona per fare quello che vuoi. Ci sono molti eletti che non sono ancora stati raggiunti. E facciamo tutto parte di ciò che Dio deve ancora fare nell'umanità. L'umanità è grande, però il nostro Dio è maggiore, è più grande che l'umanità. E Lui può fare qualcosa. Può usare io, può usare te, può usare i nostri figli, che sono piccoli. Dio ti ha dato questi figli perché tu hai una missione. Rimaniamo grati e fiduciosi che il Dio che ti ha scelto sa quello che fa. Oggi ricordiamo il sacrificio di Gesù sulla croce attraverso la Santa Cena.
Gesù ha fatto questo per un scopo: offrire la salvezza a chiunque crede in Lui. Ci offre la salvezza eterna e questo basta per mantenerci grati fino al suo ritorno, perché Egli ritornerà. Abbiamo una missione: parlare su Gesù nel mondo tutto. Dio non ha bisogno di fare altro per dimostrare che ci ama. Ha già mandato suo figlio. E noi dobbiamo ritornare a Gesù ogni giorno con cuore grato, proprio come ha fatto il lebbroso. Faccio un'altra domanda. In quale scenario ti troveresti? In colui che riceve la benedizione e va avanti con la sua vita? O in colui che riceve la benedizione e torna a ringraziare? Chi siamo noi qui, in questo scenario? Dobbiamo avere un cuore grato. Perché Dio già ha fatto tutto quello che bisogniamo. Dio già ha inviato il suo figlio. Dio ha fatto tutto che bisogniamo. Non c'è nulla che lui bisogna fare. Non c'è, è finito. E abbiamo un tempo, perché Gesù ritornerà. Egli verrà. E ti invito, parla di Gesù. Cerca la sua volontà. E sii grato fino al tuo ritorno. Amen? Amen. Amen, pastor. Signore Gesù, ti ringrazio per questi giorno. Ti ringrazio per questa parola. Ti ringrazio, Signore, perché sei che tu sei qui con noi. Grazie Gesù, perché tu hai inviato il tuo figlio per offrire a noi la salvezza e la vita eterna, Signore. Che possiamo essere coraggiosi, Gesù, e possiamo parlare di te tutti i giorni della nostra vita. Che possiamo essere grati a te tutti i giorni della nostra vita. Perché senza di te non possiamo nulla. Ma con te, Gesù, possiamo tante cose. Aiutano, Gesù. Aiuta ognuno di noi a essere grati, a essere grato e a parlare di te tutti i giorni. A te fino al suo ritorno. In nome di Gesù. Amen. Passeranno
esprimiti gratitudine. Questo canto mio certo finirà, mentre tu, mio Dio, mai una fine. Le mie mani alzerò e loderò ancora a te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che è meglio da offrire a un re, è un cuore che canta alleluia, alleluia. Le parole non basteranno mai per esprimerti gratitudine. Questo canto mio certo finirà, mentre tu, mio Dio, mai una fine avrai. Le mie mani alzerò e loderò ancora a te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che è meglio da offrire a un re, è un cuore che canta alleluia, oh anima mia, non devi temere più, che sappi che vive un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Oh anima, non devi temere più, che ti sappi che vive un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Oh anima mia, non devi temere più, che ti sappi
offrire a un re, è un cuore che canta alleluia, alleluia. Amen. Amen. Anima mia, alzati e loda Dio. Alzati e loda Dio. Amen. Siamo arrivati alla fine di questa bellissima serata alla presenza del Signore. Abbiamo sentito forte la sua presenza in mezzo a noi questa sera. La sua parola penso che abbia parlato con molti di noi e io voglio invitare tutti i nostri leader di in casa per preparare un'applicazione per questa settimana nella vita di tutta la Chiesa di questa bellissima parola che è stata predicata. Che Dio possa benedire la nostra vita, che Dio possa benedire la nostra settimana, ma prima di terminare con la benedizione apostolica chiediamo se c'è qualche compleanno da festeggiare. Ricordatevi, Alessandra, qualcun altro? Prego Alessandra, qualche altro compleanno da festeggiare, l'ultima settimana, qualcuno ha compiuto gli anni nell'ultima settimana, dal sabato scorso a oggi, da domenica a oggi. Settimana prossima avremo un bel gruppo di festeggianti, solo domani ce ne abbiamo 3. Mamma mia. Bene, basta, nessun altro? Bene, almeno John soddisfa il suo desiderio di suonare tanti auguri che ha dimostrato. Amen. Allora possiamo fare una preghiera per Alessandra. Si può stendere la tua mano verso di lei, così da benedire questo nuovo anno che Dio le ha dato. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento mettiamo davanti a te la vita di questa tua figlia, Signore. Ti chiediamo che in questo nuovo anno che tu hai messo davanti a lei, tu possa renderti presente ogni giorno nella sua vita. Mostrati a lei come mai hai fatto fino ad oggi, Signore, che i tuoi miracoli, le tue benedizioni la possano accompagnare e che la tua presenza sia sempre nel suo cuore. Per questo noi ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Queste stesse benedizioni possono accompagnare la settimana di tutti quanti noi, che la pace del nostro Signore Gesù, che la salute che viene da Lui, che la gioia che viene da Lui possa essere sulle nostre case e in particolare sulle nostre vite. E se puoi fare così con le tue mani, vogliamo dichiarare e chiedere a Dio che il suo amore, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione con lo Spirito Santo di Dio possano essere con tutti quanti noi e come uno in Cristo possiamo dire Amen. Che Dio ci benedica nel nome di Gesù.